Dopo l'incontro preliminare svoltosi la settimana scorsa presso l'Aula del Consiglio Comunale a Realmonte, avvenuto alla presenza dei funzionari dell'assessorato regionale al turismo, dei rappresentanti della Svimedi di Ragusa, si è firmato ieri il protocollo d'intesa con i partner del progetto Consumeless, formato dall'Istituto Garibaldi di Realmonte, dalla Federalberghi e dalla Confcommercio. Il progetto Consumeless mira a sviluppare tra le comunità locali e le aziende turistiche il concetto di turismo ecosostenibile, dando alle imprese del posto la possibilità di migliorare le proprie performance turistiche. L'amministrazione, come ho già detto in precedenza, non può che mostrare soddisfazione per quello che noi riteniamo sia un traguardo che valorizza questo territorio al meglio. Oggi quindi viene creato questo comitato di gestione che darà la possibilità sia all'amministrazione che a tutti coloro i quali parteciperanno, l'Istituto Comprensivo, la Proloco di Realmonte, la Confcommercio e la Federalberghi di Agrigento, di invogliare tutti gli esercenti e gli operatori economici del territorio a utilizzare un marchio appunto che è sinonimo di risparmio energetico e di grande attenzione all'ambiente. L'obiettivo che si prefigge il Comune è quello di avere appunto dei partner importanti con cui collaborare, soprattutto nella direzione dello sviluppo e della salvaguardia del territorio, ma soprattutto della promozione di un'attività che va nella direzione del risparmio energetico e di quello che è un turismo ecosostenibile. Quindi saranno fatte delle attività in sinergia con questi partner proprio per raggiungere questi obiettivi. Con molto piacere confermiamo e sottoscriviamo questo bellissimo protocollo d'intesa con il Comune di Realmonte per provare a dare un importante significato a quello che sono le energie rinnovabili e naturalmente quello che è nella nostra mission è quella proprio di dare maggiore divulgazione di questi progetti alle attività del territorio, questo perché dobbiamo puntare ad un turismo sostenibile, ad un turismo moderno, ad un turismo che abbia delle possibilità, che sfrutti tutte le possibilità che il futuro ci dà. Noi come associazione di categoria siamo veramente soddisfatti e contenti di poter partecipare a questo tipo di iniziativa che sicuramente darà dei risvolti molto positivi ed interessanti non solo per il Comune di Realmonte ma anche successivamente per l'intera provincia di Agrigento. L'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte aderisce all'iniziativa di questo protocollo d'intesa perché rientra pienamente in quelli che sono i traguardi e le competenze che noi dobbiamo raggiungere e che dobbiamo dare ai nostri alunni, in particolare la competenza di cittadinanza. È una delle competenze richieste proprio dalla comunità europea, dalle linee europee, è poter aderire a un progetto che permette di diffondere l'idea di risparmio energetico, del riciclo dei rifiuti e del bene soprattutto del nostro territorio è estremamente importante. Facciamo parte di questo protocollo d'intesa perché tutte le nostre attività vengono concordate sempre e comunque con il territorio, in particolare con il territorio di Realmonte. Insieme alla Presidente del Consiglio, al Sindaco e agli assessori di questa amministrazione ho seguito con particolare interesse questo progetto europeo Consumeless che è stato finanziato qualche mese fa dalla Comunità Europea. Consumeless che appunto letteralmente significa consumare meno consumi idrici e energetici e volti anche alla riduzione dei rifiuti.